Nella finale di Coppa Veneto maschile è la squadra di casa, il Castellana, a festeggiare il successo. Un 3-0 secco ai danni del Termis Paese che riempie di soddisfazione atleti, amministrazione locale e dirigenza. Da una vita che aspettavo io personalmente questo successo, la società stessa. Già una finale ne abbiamo fatta in quel di Belluno qualche anno fa, è già una bella cosa. Farla in casa, sia l'attesa che la vittoria regala un'emozione unica. Avevamo pensato ad una festa della pallavolo qua a Montecchio, con le finali appunto della Coppa Veneto, e il pubblico c'è stato, ci siamo divertiti. Se in più ci mettiamo anche che abbiamo vinto nel maschile, la festa è doppia, ecco, questa è la verità, quindi siamo molto contenti e soddisfatti. Montecchio ombelico del mondo, ombelico della regione per quanto riguarda la pallavolo, e noi grande orgoglio per la nostra Castellana che ha vinto. Crediamo molto nello sport, crediamo molto nel senso che possa portare anche a far crescere i nostri giovani, che sono tanti, sono impegnati in varie manifestazioni sportive, quindi ci siamo impegnati molto su questo versante. Stiamo portando avanti direi dalla prima giornata uno scontro, permettetemi il termine così, con il Loreggia, che siamo lì, noi abbiamo un punto in più ma abbiamo anche una partita in più, quindi tutto è rimandato al 30 di aprile quando da loro faremo lo scontro finale, ecco, quindi e si vedrà chi sarà premiato dal primo posto, che significherebbe B2 diretta, ecco, altrimenti faremo i playoff. Quindi. Per il Paese, nonostante la sconfitta, c'è comunque soddisfazione per la finale regionale raggiunta. Alla fine abbiamo combattuto, perché i primi due set proprio loro sono stati bravissimi, sono stati costanti, non hanno sbagliato nessun pallone, e noi invece un po' tesi, un po' che ne so, arriviamo da un campionato difficile, siamo primi in classifica, però siamo stanchi, tante cose. È andata così, va bene lo stesso, non ci aspettavamo assolutamente neanche di arrivare in Serie D, non era il nostro obiettivo. Ci siamo arrivati, siamo contenti di essere arrivati, anche secondi, ma va bene lo stesso. Ed ora impegno massimo per il campionato, dove il Paese è primo. C'è un finale di stagione per noi con obiettivi molto importanti, l'obiettivo di vincere un campionato, di riportare questa società in un campionato nazionale, per noi è un obiettivo, diciamo che non era proprio programmato, però in questo momento ci stiamo credendo, come abbiamo creduto di venire a fare questa Coppa fatta bene, è giusto che ci crediamo anche in questo campionato che stiamo facendo. La nostra leadership è stata meritata fino in questo momento, ritengo che i miei ragazzi che hanno lavorato bene per tutto l'anno abbiano il diritto e il dovere di continuare a lottare per portare a casa una promozione in Serie B che va bene a noi e va bene alla società. Sia in ambito maschile che femminile nella Coppa Veneto si sono affrontate 2 squadre di Vicenza contro 2 di Treviso di fronte ad un pubblico numerosissimo. Per il movimento vicentino in particolare, dopo la perdita delle Serie A, questo è un ottimo segnale. Una bella soddisfazione perché comunque è la rappresentazione di un movimento sempre vivo, che ha sempre voglia di mettersi in gioco, e la qualità della pallavolo vicentina la vediamo anche da questo. Il pubblico rende merito a questa manifestazione che è sempre molto seguita e che ha sempre molto interesse nelle società del Veneto.